crede che... No, scusa, probabilmente non sarà solo di frequenza a giocare così. È probabile, no, che anche in futuro verranno squadre... Ma l'abbiamo affrontate anche con l'Isola Liri, che ha usato lo stesso modulo mettendosi tutti lì dietro, però ripeto, siamo stati bravi ad innervosirci, perché comunque ogni volta che prendevamo palla si aggrappavano alla maglietta, facevano fallo eccetera eccetera, quindi alla lunga i miei ragazzi si sono un po' innervositi, e poi è normale, quando gli viene permesso questo, alla lunga è difficile giocare a calcio. Ripeto, abbiamo avuto le nostre ottime occasioni, è vero che siamo stati oggi poco precisi, perché indubbiamente le occasioni, 2 o 3 ghiottissime che abbiamo avuto, se le avessimo realizzate l'arbitro non avrebbe potuto fare niente per annullarle, però ripeto, l'ostruzionismo alla lunga ha fatto innervosire più di un mio giocatore, e questo secondo me alla lunga l'abbiamo pagato. Mister, con l'ingresso di giustamente al posto di Gomez, non ha pensato di metterlo dietro le 2 punte piuttosto che sulla fascia? Sì, ma lui è uno che parte dalla fascia, poi si accentra come ha fatto spessissimo, quindi è normale che lì in mezzo eravamo imbottigliati, perché loro si chiudevano molto bene, quindi io ho detto di partire largo, eventualmente di rientrare, di calciare, e a volte è andato a prendere lì dietro le linee, si è girato, ha fatto delle ottime cose, quindi gli avevo detto di fare sia l'uno che l'altro, alternare le 2 situazioni, sia stare largo, quindi puntare, mettere delle palle al centro, oppure andare in mezzo alle linee per cercare di girarsi e creare comunque una superiore gol numerica. Ma da ex attaccante, le occasioni che hanno avuto Vicentini dall'acqua sono state da picchiarle? No, vabbè, questo è un termine forte, nel senso che sono ottime occasioni, che dall'alto, dal di fuori sembra impossibile come si sbagliano, però io sono stato attaccante, ho sbagliato anche di peggio, quindi ci sta, fa parte del gioco. Una volta stavo a San Paolo, una regina, un metro da un retto Vabbè, quella è la mia croce, quindi è così, però ripeto, ai ragazzi non posso dire niente, hanno fatto una partita di grande intensità fino alla fine, hanno creato tante occasioni e oggi era andata così, avevamo sempre fatto gol dall'inizio del campionato e ci sta che in una domenica la squadra da questo punto di vista si sia inceppata. Massimo, più il vinco ha favorito il nostro nervosismo crescente o la arbitrale? Noi abbiamo intervistato durante la partita il padron Manniello, che ha detto parole abbastanza pesanti, ha detto se ci vogliono togliere dalla categoria ce lo dicono, ritiriamo noi la squadra. È sembrato un arbitraggio non fazioso ma comunque parecchio accondiscendente, ha facilitato tanto il compito di chi non è venuto a fare. È la premessa che ho fatto, ho detto è normale che se tu, giustamente il Vicoquense se gioca ad armi pari o comunque ci fa giocare parte sconfitto dall'inizio, quindi è normale che loro fanno il loro gioco, cercano in tutti i modi di crearti dei problemi con un gioco ostruzionistico. Se gli viene permesso questo è normale che alla lunga loro se ne avvantaggiano e da quest'altra parte comunque innervosisce, noi 2 munizioni, loro esatto, innervosisce una squadra che comunque cerca di fare gioco. Moretti aveva un fastidio non si sa se è lo sciatico o una questione del flessore, una situazione che valuteremo martedì. Ma anche D'Ambrosio a un certo punto aveva qualche problema? Sì, ha avuto solo un po' un indurimento dei quadricipiti, però niente di grave. Infatti, prima di sostituire dall'acqua, di mettere dall'acqua dentro, siccome mi avevano chiesto praticamente il cambio in contemporanea sia Moretti che D'Ambrosio, ho dovuto aspettare 5-6 minuti per sapere se D'Ambrosio ce la faceva, perché se avessi fatto il cambio e poi D'Ambrosio doveva essere sostituito avremmo giocato in 10. Altre domande? Va bene. Posto? Buonasera. Sì. Quanto da c'era pure il Messi? Ecco che lo attaccava addosso. In effetti Si serve dappertutto. vabbè, a parte quello, l'arbitro non mi ha fischiato un fallo, addirittura ha detto che ero io che comunque tenevo sempre la maglia del 2, quindi vabbè, ha visto in questo modo, però a volte è anche difficile pensare come la Lega possa mandare un arbitro di Siracusa ad arbitrare la Juve Stabia. Questo è buono, che siamo magari 2 dirette concorrenti per
Eh? No, è un pensiero giusto. No, un pensiero Un pensiero ovvio. giusto. Poi magari quello di Roma arbitra sempre la Squadra Cisco. contro la Sempre. Cisco Roma. Sempre. Anche oggi si è palesato un dato di fatto, che comunque l'attaccante in assoluto più marcato della categoria sei tu. Parecchie persone qualche volta hanno accusato te di essere poco prorompente rispetto agli anni scorsi, senza accorgersene che sei l'unico che tiene la marcatura tua pure sotto la doccia, mentre tutti gli altri perdono il punto di riferimento. La dico a tuo favore che comunque in sala Sì. stampa non ci sono state delle parole, noi in sala stampa, in tribuna stampa, non ci sono state delle parole proprio oggettive come ambiente. Visentin propiziato da Nevisolo, tu ti sei portato l'uomo, Visentin non ti ha dato il gol. Negli ultimi minuti la stessa cosa l'ha fatto Peluso e dall'acqua ha mancato il gol. Tu e Peluso purtroppo insieme per il momento non verrete mai proposti. Poi in settimana magari vi confrontate col tecnico, No, queste non c'è sono- dialogo da questo punto di vista. No, queste sono scelte che fa il tecnico. Noi siamo 5 attaccanti, tutti e 5 a disposizione del mister, poi è il mister che comunque domenica dopo domenica fa le proprie scelte. Forse il mister magari opta sempre più con una prima punta tipo Dall'Acqua o Seba e magari con una seconda punta io o Peluso. Queste sono scelte che comunque fa il mister. Non provate mai, c'è un allenamento, tu e Peluso insieme con Dall'Acqua? No, O con difficile. Visentin, difficile. Difficile. Vabbè, l'ha detto dall'inizio, insomma, che il suo modo di Sì, ma penso che anche il mister l'abbia detto. l'ha spiegato. Senti, un pari che vi rallenta un po' dopo tre. È un pari che fa male perché io penso che oggi per 85 minuti abbiamo giocato nella loro area. Abbiamo creato anche, penso, 4-5 palle nitide. Magari in maniera confusa, già rispetto alle altre domeniche. Sì, in Era un po' esuberante. maniera confusa perché loro si difendevano in 8, poi comunque c'è un uomo, marcatura uomo su di me, su anche Marco Capparella, e poi loro si chiudono sempre in 8, quindi noi magari quelle palle gol abbiamo avuto sempre un po' più in mischia. Forse l'unica che è stata un'azione più manovrata è stata quella quando Capparella ha fatto il cross, poi Vicentini l'ha spizzata. E poi però credo che non si possa accusare nulla alla squadra perché sotto dal punto di vista dell'abnegazione, della grinta, ha dato tutto. Loro hanno fatto la partita della vita qui a Castellammare, parliamoci chiaro. Con Salvatore e Giovanni Marciano ti siete detti qualcosa? No, assolutamente niente, anche perché il campionato è lungo poi, quindi meglio non parlare. Paradiglio finale, è successo qualcosa di Ma è particolare? successo qualcosa perché non so chi ha fatto qualche gesto, qualcuno di noi tipo stai zitto, qualcosa del genere. Allora non sono gesti comunque da fare, sono stati bravi, hanno conquistato un punto, quindi potevano anche andarsene a casa senza fare commenti e senza fare sfottò. Bene. Ciao. Ci siamo. Senti, lo 0-0, tanta rabbia soprattutto alla fine. È stato parapiglia tra voi calciatori di Sacco. No, vabbè, noi... No, ma più con gli altri, perché giustamente loro hanno fatto la loro modesta partita. Sono venuti qui per strappare un punto, hanno fatto la loro partita, l'hanno fatto. Noi abbiamo fatto la solita partita. Non brillantissimi questa settimana, però abbiamo avuto 6-7 palle gol, non le abbiamo sfruttate. Un pizzico di cattiveria in più, però nel calcio ci sta, ripeto. Con un arbitraggio non proprio... Di solito si tende sempre di far giocare le squadre quelle più blasonate, quelle più quotate. Mi sa che oggi nella distribuzione dei falli qualcosa si poteva recriminare. Loro si sono messi lì dietro. È difficile giocare su una squadra che si mette tutti e 11 nella propria metà campo. Loro hanno creduto nel loro punto, l'hanno fatto, bravi, però a noi nel nostro cammino non ci cambia proprio niente.
diceva a proposito dell'abito, cioè si è arrabbiato parecchio, sia Manniello, il presidente, No, ma non è... poi anche De Angelis dice addirittura mandano un abito di Siracusa ad abitare qua. No, vabbè, ma su queste cose non dobbiamo soffermarci, però ripeto che l'uomo nostro ha portato più al saltare l'uomo, che era Capparella, veniva sistematicamente trattenuto, gli veniva fatto fallo. Cioè l'arbitro ha lasciato correre un po' troppo, secondo me. Certi calciatori vanno tutelati, soprattutto noi che siamo una squadra quotata a vincere. E questo sinceramente non è che ci fa bene. Poi non è che abbia inciso sugli errori grossolani. Noi le nostre 5-6 palle gol le abbiamo avute. Siamo stati poco incisivi, poco fortunati, però poco incisivi rispetto alle altre volte, che abbiamo avuto 3-4 palle limpide per poter andare in vantaggio. Questa è la mia chiave di lettura. Ci abbiamo creduto fino al 95esimo, quindi una squadra che fisicamente sta bene. Venivamo da 3 vittorie, cioè c'è un pareggio. Non siete riusciti a fare le 4 vittorie come un'altra volta? Vabbè, ma noi l'importante è dare continuità, farne 4 vittorie o pareggiarne una e rifarne 4. L'importante è dare continuità. In questo momento è dove vediamo che il nostro, all'inizio noi abbiamo avuto un calo, non fisico, però comunque abbiamo trovato squadre sicuramente più pimpanti, tipo la prima partita che abbiamo perso. Poi come si livella un po' la condizione fisica, atletica, i veri valori poi man mano emergono. Ripeto, noi dobbiamo fare il nostro campionato e è meglio trovarsi alla fine davanti e non a metà, poi tornare indietro. Con una piazza come la nostra è meglio quando si arriva primi di restarci, perché poi per il mio modo di pensare è inutile arrivare primi a gennaio e poi magari fai primo o secondo. Invece noi nel momento in cui arriveremo primi, se ce ne sarà l'occasione, noi dobbiamo rimanere in testa fino alla fine, anche perché noi abbiamo 4-5 diretti avversari che comunque adesso stanno cominciando un po' a balbettare come noi abbiamo fatto all'inizio. E lo stesso Gela ha perso 2 partite di seguito, quindi vediamo che le altre... Noi abbiamo perso. Vabbè, oggi 2 punti, però ripeto, noi abbiamo avuto la sfortuna di trovare le ultime sempre con un handicap di campo, un handicap... Noi i veri 2 punti sinceramente li abbiamo persi a... Monopoli? No, a... Cattaro? Esatto. Oggi non parlerei di 2 punti perché oggi comunque... Però questa è una partita in casa. Sì, però comunque ci sta, tu hai creato 10 palle gol, cioè non fai gol, cioè però comunque hai tenuto 90 minuti nell'area loro, cioè ti capiterà una domenica che non farai gol, cioè 10 palle gol non le farai. Però noi Gaetano abbiamo trovato l'ultima della classe che non stava manco bene fisicamente, però in un campo, in un pantano dove agevolate sicuramente chi si difendeva. Sicuramente. Oggi non parlerei di 2 punti persi, cioè non è che dobbiamo stare ogni domenica abbiamo perso, noi abbiamo perso niente, siamo a 4 punti. Vedi, si fa, poi alla fine quando staremo avanti allora dobbiamo accelerare il passo. Vediamo che anche le altre sbagliano, cioè su calo fisico gli altri non lo stanno avendo adesso. Noi fisicamente oggi fino al 90esimo abbiamo corso, quindi stiamo bene pure fisicamente, quindi anzi ti dirò, se era l'anno scorso questa partita la perdevamo. No, cogliere le cose positive degli episodi. L'anno scorso tutti avanti queste partite si perdevano, invece mo già c'è un certo criterio anche nell'attaccare. Sì, categorie, il calcio è calcio, cioè, le annate sono annate, cioè, ogni anno c'ha la sua storia. Cioè, noi dobbiamo fare il possibile di ridare quello che poi alla fine c'è stato tolto sul campo. Posto? Noi sì, ho fatto una buona salvezza, però alla fine il campionato noi personalmente lo giocheremo con le campane, perché alla fine le campane, per quel che si voglia dire, giocano sempre con la Juve Stabia. Adesso posso dire che giocano con la Juve Stabia. Sulle altre cose non condividevo, adesso sì che il blasone della piazza, vengono qua, fanno la partita della vita, si chiudono tutti dietro, cioè alla fine la loro onesta partita hanno fatto. Però domenica sarà una partita uguale, anzi ti dirò, la Scafatese anche una buona squadra in casa si fa rispettare. Noi dal canto nostro dobbiamo fare la nostra partita e cercarla di vincere, né più né meno.
Ecco, in serio, lasciato un ricordo. E io quando sono arrivato erano ultimi, ci siamo salvati. Mo al di là del ricordo di quelle che uno voglia dire, erano allo sbando, mi ricordo che me le ricordo io le cose. Poi si fa trapelare sempre quello che si vuole all'esterno. Però mi ricordo che molti ragazzi avevano difficoltà ad arrivare a fine mese. E anche in quello sono stato bravo io. Per dire, le squadre non si fanno solo allenandosi, o si fanno anche col gruppo e aiutando pochi ne ha bisogno. E poi alla fine ci si è salvati. Stranamente ci si è salvati. Anche grazie alla gente, perché mi ricordo che lo spareggio perdevamo 2-0, ci hanno sempre incitato fino alla fine. Su questo devo dare grande merito ai tifosi della Scafatese, che forse ci credevano più di noi nella salvezza, perché qua con un 2-0 al passivo non credo che ci stava questo incitamento. Invece loro ci hanno portato poi abbiamo pareggiato e ci si è salvato. Alla fine una salvezza è sempre partendo ultimi, staccati quando sono arrivati di 3-4 punti. Quindi alla fine quando uno si salva e parte per un campionato maldestro, cioè alla fine si va tutto bene. Poi la gente si fa trapelare quasi sempre quello che si vuole, cioè poi la gente poi crede a quello che vuole credere fino a un certo punto. La storia, come sento spesso dire la storia quella non la cancella nessuno. Ognuno, ogni società, ogni squadra ha il suo blasone, come ogni giocatore. Quindi quella là non la può cancellare nessuno. Posso? Buona serata, buona domenica.